La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. Partiamo dalla cronaca. Una farmacista esterna in prova alla farmacia comunale di Malnate è stata arrestata dai carabinieri per furto e resistenza pubblica ufficiale. La donna, 50 anni, residente a Milano, era al lavoro a Malnate da sabato scorso. Avrebbe prelevato dalla cassa in più occasioni quasi 600 euro. I responsabili della farmacia, accortisi degli ammanchi e dopo aver visionato le immagini interne della telecamera, hanno fatto scattare la denuncia. I carabinieri hanno bloccato la donna al termine del suo turno di lavoro. Questa mattina il giudice ha convalidato il fermo e rimesso la donna in libertà. Il Consiglio di amministrazione di Aspen Farmacia Comune di Malnate rimarca che la persona in questione non è una dipendente, bensì una farmacista professionista esterna in periodo di prova e ribadisce l'assoluta fiducia nelle storiche dipendenti della farmacia. Ancora cronaca, incidente nautico oggi pomeriggio nel Lago Maggiore, 2 barche per cause che l'inchiesta della polizia cantonale dovrà stabilire sono entrate in collisione nelle acque svizzere del bacino, nella Locarnese. L'incidente è avvenuto a 300 metri al largo della foce del fiume Maggia. 3 persone sono rimaste ferite in maniera grave, una donna di 76 anni rischia la vita. Sembravano borse autentiche di diversi marchi di lusso, in realtà non lo erano, sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza nel Comasco in diverse attività commerciali. I particolari nel servizio di Pasquale Martinoli. Borse taroccate con marchi di lusso, da Hermès a Chanel, da Gucci a Orciani, fino al brand Bottega Veneta, sono state scoperte dalla Guardia di Finanza in diverse attività commerciali di Erba e Bellagio. Una cinquantina le borse sequestrate, presentano elevati standard di qualità sia per i materiali utilizzati che per la manifattura. I clienti venivano così tratti in inganno, le pensavano originali, ma erano appunto contraffatte. Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno sequestrato anche 300 paia di sandali recanti il marchio vero cuoio e 4 borse da donna confezionate con pelle di pitone. Le indagini hanno permesso infine di risalire a 2 società fornitrici delle borse con false griffe, società con base operativa nel milanese e che nei magazzini avevano altre 450 borse contraffatte. La classifica nazionale dei comuni capoluogo di provincia più ricchi vede Varese al 17° posto. Il servizio. Varese si colloca al 17° posto nella classifica nazionale dei comuni capoluogo più ricchi. Il reddito pro capite nella città giardino è di 25.914 euro, 837 in più rispetto all'anno precedente. Si riferisce alle dichiarazioni dei redditi presentate lo scorso anno e riferite dunque al 2022. Al primo posto c'è Milano con 35.982 euro, seguita da Monza e Bergamo. La testa della classifica nazionale è dunque lombarda. All'ultimo posto Andria con 14.657 euro. In provincia di Varese il comune più ricco è Gagliate Lombardo, reddito pro capite 34.640 euro, ma attenzione, i comuni dei frontalieri come Lavena Ponte Tresa risultano con reddito pro capite basso, la metà di Varese, eppure sono nella realtà tra i più benestanti proprio per lo stipendio in franchi svizzeri che è tassato solo in minima parte in Italia. Ci occupiamo adesso di meteo, ancora un po' di freddo, ma da lunedì sarà finalmente primavera. Vediamo il servizio. Ma quando arriva la primavera, si chiedono i varesini ancora avvolti in giacconi e cappotti? L'attesa durerà ancora qualche giorno. Le temperature, pur in leggero rialzo, resteranno sotto la media stagionale almeno fino a domenica 28 aprile e anzi nel weekend è attesa ancora pioggia. La svolta quindi si annuncia dal lunedì 29 aprile. Le massime arriveranno a 20 gradi e le minime non dovrebbero scendere sotto i 9-10 gradi. Lo scorso anno il mese di aprile era stato più mite ed equo, 10 giorni di sole, 10 variabili e 10 con cielo coperto e piogge. Stavolta prevalgono quelli con le nuvole. Domani è il 25 aprile, festa della Liberazione, mentre prosegue la polemica dopo l'intenzione manifestata dal gruppo di estrema destra Dora di recarsi in alcuni cimiteri, il no del comune e le successive reazioni.
Oggi l'ANPI ha organizzato un tour tra i cippi presenti a Varese per rendere omaggio ai partigiani morti. Il servizio con immagini Blitz. L'ANPI Varese, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha voluto rendere omaggio ai partigiani uccisi. Lo ha fatto oggi deponendo corone e fermandosi per brevi ma sentite riflessioni davanti ai cippi che in tutta la città di Varese ricordano i partigiani caduti. La delegazione piuttosto nutrita ha fatto tappa a Belforte, Bizzozero, Giubiano, all'ippodromo, in via dei Boderi e in largo Resistenza, dove si è conclusa l'iniziativa. Tutto questo in preparazione alla manifestazione ufficiale del Comune di Varese che si svolgerà domani nel giorno della Festa della Liberazione, con il corteo che terminerà la sua marcia a Palazzo Estense, dove si terranno gli interventi conclusivi. Siamo adesso a Gallarate, nuova vita per la chiesa del Lazzaretto di Cedrate. Ce ne parla Elisa Ranzetta. Corriamo poi al culto domani 25 Aprile a Gallarate, la chiesa del Lazzaretto intitolata San Gregorio, ma che la tradizione popolare ha sempre festeggiato il giorno di San Marco. Alla vigilia della riapertura i volontari sono all'opera per sistemare il giardino antistante la chiesa che ricade sotto la parrocchia di San Giorgio. I preparativi sono in corso, domani deve essere tutto pronto. La riapertura della chiesa avverrà dopo i lavori di restauro conservativo che hanno sanato le crepe e le infiltrazioni che si erano generate nel corso degli anni per via forse della vicinanza della Larnetta. Questo è l'interno della chiesa appena restaurata. Il valore dell'intervento portato avanti negli ultimi mesi è attorno ai 60.000 euro. L'interno della chiesa dove verrà celebrata la messa. E qui abbiamo la pala che mostra San Gregorio. Si intravedono i malati di peste nella pala d'altare. Per questo la chiesetta era stata intitolata proprio al santo che viene invocato per la peste. La compagnia aerea EasyJet vola verso il futuro affidandosi all'intelligenza artificiale e Malpensa rimane fondamentale per la compagnia. Oggi Veronica De Riu è volata a Londra e ha visitato il centro di controllo integrato di EasyJet. L'intervista a Lorenzo Lagorio di EasyJet Italia. Si tradurrà poi per i passeggeri e soprattutto quelli di Malpensa, che è un polo molto importante per la compagnia EasyJet. Oggi avete visitato il nostro centro di controllo integrato, che è il centro da cui vengono gestite le operazioni di EasyJet ogni giorno. Parliamo di oltre 2000 voli ogni giorno, per dei nostri 340 aeroplani Airbus A319, 320 e 321. Quindi un'operazione estremamente complessa che deve essere gestita con degli strumenti adeguati, e sicuramente l'obiettivo di questo nuovo centro di controllo è quello di avere gli strumenti, le competenze, la capacità di poter appunto essere sempre più bravi a gestire le operazioni. Malpensa è per noi il cuore delle operazioni in Italia e ovviamente per quanto riguarda Milano è la nostra sede, la nostra base principale. Siamo allo sport, pallacanestro, Varese guarda già al futuro, possibile un cambio in panchina, il nome forte è quello di un argentino, Giuseppe Sciascia. Sarà la candidatura di Erman Mandole per la guida tecnica della Varese che verrà. Il coach argentino, visto alla guida della nazionale albiceleste nella finestra FIBA di febbraio e assistente di Pablo Prigioni, ex compagno di Luis Scola, alla guida della nazionale sudamericana, è l'erede naturale designato nel caso in cui il generale opti per interrompere anzitempo il rapporto con Tambiera Zeschi, che nell'estate 2023 aveva firmato un contratto biennale senza uscite. Al termine della stagione in corso, quindi sicuramente non è un discorso in evoluzione pratica prima della salvezza da conquistare aritmeticamente nella gara di domenica contro Treviso, Varese tirerà le somme sul futuro per quanto riguarda la panchina. Mieledeschi non è stato messo sicuramente nelle condizioni ottimali per poter operare, ma non ha convinto appieno, al di là dei fischi di una parte del pubblico che ne contestano i metodi e le apparenze più che la sostanza davvero.
Nel caso di divorzio comunque la soluzione Mandole, arrivato nell'estate 2022 con Scola e che già aveva nato il figlio nelle nazionali giovanili dell'Argentina, è quella più naturale, avendo praticità con il sistema Boribol praticato da Varese. Ciclismo, presentata ieri a Varese la piccola Trevalli Varesina. Ce ne parla Sergio Gianoli. Si svolgerà domenica 5 maggio a Casale Litta la 47esima edizione della Piccola Trevalli Varesine. Si tratta di una manifestazione riservata alla categoria juniores, ovvero i ragazzi di 17 e 18 anni. Ad organizzare è la Società Ciclistica Alfredo Binda di Renzo Oldani, in collaborazione con l'Associazione Sportiva Casalese di Paolo Soster. I promotori hanno previsto un tracciato di 127 km, pari a un circuito di 16 km da ripetere per 8 volte. All'invito degli organizzatori hanno risposto 199 corridori in rappresentanza di 34 formazioni, squadre provenienti dalla Slovenia, dalla Svizzera, da San Marino, oltre che da 11 regioni italiane. La manifestazione è inserita nel progetto Binda per la promozione del ciclismo a livello giovanile e a livello internazionale. Ed ora scopriamo alcuni dei temi principali proposti dalla Prealpina, domani in edicola e in edizione digitale. Ce li racconta, ce li riassume Luigi Crespi. Sì, un giornale speciale quello in edicola domani, un giornale da acquistare e da conservare perché in occasione della festa della liberazione la Prealpina si veste di tricolore e presenterà la sovracopertina con le tinte della nostra bandiera. È un modo per marcare una ricorrenza, quella appunto del 25 aprile, che deve unire gli italiani e invece li divide. Ne diamo ampio conto nelle cronache. Per le pagine elettorali domani è il turno di Letizia Moratti che si presenta in ticket con il bustocco Marco Reguzzoni ed è stata intervistata da Barbara Zanetti. Molto interessanti le pagine di cultura con l'intervista di Diego Pisati a uno stuntman varesino e l'approfondimento di Mario Visco sulla mostra di busto My Fiber promossa in collaborazione con l'assessorato alla cultura del vice sindaco Manuela Maffioli. Infine le ampie pagine sportive che presentano una giornata festiva come quella di domani. E inoltre, come ogni giovedì, domani in edicola ci sarà il nostro magazine di costume, oltre in copertina l'intervista a Linus che porterà Radio Linetti a teatro. Bene tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento con il TG di Prealpina.it che torna domani alle 19. Buona serata.